Futsal People, buonasera da Enrico Coggela e benvenuti al Pala Maggiore di Leini, L84 Torino, Fortitudo Pomezia, 19ª giornata di Serie A. L'L84 per dimostrare con forza di volere la top 4 del nostro campionato, il Pomezia per lanciare un segnale chiaro a tutte le pretendenti ai playoff, magari sognando in grande. Ci siamo, squadre che prendono possesso del parquet del Pala Maggiore. Andiamo a scoprire chi saranno i protagonisti del big match di questa sera, partendo dalle scelte di mister Paniccia. Ovviamente sponda L84 che va a completare il proprio reparto dei portieri con il 19 Pasculli e 22 Tondi, poi 5 Rescia, 6 Tuli, 8 Sicheira, 10 Osico, 13 Lucas Braga, 17 Cuzzolino, 18 Coco Wellington, 20 Longo, 21 Murilo Schiocche e 80 Mattia Raguso. Risponde dall'altro lato invece mister Angelini con il numero 1 Fionchetti e il 12 Alessio Gattarelli a completare quello che è il reparto dei portieri, poi 2 Imperi, 4 Daniele Gattarelli, 7 Incitti, 18 Raubo, 9 Lopez, 10 Tiaghigno, 11 Bueno, 16 Cutrupi, 17 Cutrignelli e 30 Dudù. C'è ovviamente una terza squadra in campo, sia quella inquadrata, quella dei direttori di gara, che saranno per l'occasione Certa e Filannino al crono Zanfino. Due squadre che arrivano entrambe da un ottimo momento di forma, e l'84 in quinta posizione a quota 32 punti in classifica nella nostra Serie A. Pomezia che insegue a 4 lunghezze di distanza, settimo posto per i laziali, ma tanto di buono fatto da mister Angelini dal suo arrivo in casa Fortitudo. Resta chiaramente il giallo della sfida contro l'Ecocity Genzano, partita decisa a tavolino, sconfitta per entrambe le squadre per 6-0, ma c'è comunque margine per il Pomezia, con la voglia giusta di rientrare nelle posizioni che contano della nostra classifica. Attualmente sarebbe playoff sicuro per la squadra di mister Angelini, così come per quella di mister Paniccia. L'84 che vuole puntare, come detto, con forza verso la top 4 del nostro campionato, chiaramente per avere un accoppiamento più gestibile quando si inizierà a fare davvero sul serio. Pomezia invece che vuole centrare i playoff al termine di questa stagione. Pomezia alla consueta foto di rito prima dell'inizio della sfida, tante scuole calcio come quella del Val di Lanza che vedete inquadrate, arrivate per seguire la partita tra l'84 e Fortitudo Pomezia. C'è una variazione, già possiamo dirvelo, nel quintetto iniziale dell'84 si parte con Lucas Braga a fare le veci da pivot, niente 4-0 questa volta per mister Paniccia, un po' di riposo per Tuli. Di conseguenza verdeneri che partiranno con Tondi tra i pali, Rescia, Osico, Cuzzolino e Braga, mentre per quello che riguarda il Pomezia Alessio Gattarelli, Dudù, Tiaghigno, Bueno e Michel Raubo a completare il quintetto di mister Angelini. Manca pochissimo all'inizio della sfida, si attende solamente l'ok da parte della terna arbitrale che sancirà l'inizio di quella che sarà sicuramente una bellissima partita tra due squadre super in forma. Pomezia che darà il primo giro al pallone, provano subito a farsi sentire i Tigers. C'è l'ok, via, si parte, andiamo, buon divertimento con l'84 Pomezia, con il Pomezia che gira il primo possesso della partita. Occhio a Gattarelli che prova a calciare, sfiorato Leandro Cuzzolino, non c'è fallo, deve correre dietro forte Gattarelli, lancio in zona Osico, legge però molto bene Dudù che prova a spingere subito la transizione. Dudù calcia in porta, Tondi la blocca addirittura con i piedi, nessun problema questa volta per Fabio Tondi. Avvio molto intenso di gara, pallone in verticale per Braga, regge questo pallone, sempre Braga, scarico Cuzzolino, Osico, isolamento con Tiaghigno, calcio Osico, ci arriva bene Gattarelli sul primo palo, Raubo allontana male per Rescia, calcia Rescia, deviazione, Gattarelli c'è, pallone in avanti nella zona di nessuno direttamente da Fabio Tondi, prima linea molto alta dell'84 come da dettami di mister Paniccia. Osico in verticale da Braga, regge il pallone, si gira e riparte dall'Andro Cuzzolino. Isolamento con Michel Raubo, rientra Cuzzolino, guarda la porta e calcia col suo sinistro a centimetri dal palo della porta, difesa da
Alessio Gattarelli, primo squillo di Leandro Cuzzolino, quota 10 gol stagionali con la maglia dell'L84, ottima stagione in fase realizzativa per il campionissimo argentino, sopra di lui solamente l'altro argentino Maxi Rescia, quota 11 reti. Bueno, Raubo, Diaghigno, prova ad andare in verticale, rischia qualcosa, ci arriva però bene Gattarelli. Cuzzolino vince il duello solo per un attimo con Raubo che gli porta via il pallone, lettura buona di Raubo che riparte da Bueno, isolamento con Osico. Diaghigno, Dudu, Bueno, 4-0 per il Pomezia. Bueno rientra su Osico, passa Bueno, prova a imbucare, legge Osico, transizione possibile per l'84 con Cuzzolino che la spinge, c'è anche Rescia, scarico per lui, legge molto bene Michel Raubo, si spiegano poi Leandro Cuzzolino e Osico, la rimessa è per l'84 che ha provato a ripartire in transizione. Palla fuori, Rescia, Cuzzolino, palla imbucata per Braga che deve lottare, sempre Braga, ci arriva prima di tutti però Gattarelli che lascia lì a Dudu. Raubo, Dudu, 2 minuti, sempre 0-0. Bueno, Diaghigno, palla centrale, bella per Raubo, si gira, guarda la porta anche Raubo, poi riparte saggiamente da Michelangelo. Diaghigno, isolamento con Cuzzolino, sempre Diaghigno, prova a sfondare, passa Diaghigno, calcia col sinistro, deviazione di Maxi Rescia, provvidenziale in scivolata, duello rusticano tra Leandro Cuzzolino e Diaghigno, l'ha vinto il 10 del Pomezia che però non è riuscito poi ad inquadrare la porta. Palla fuori, Dudu, calcia, centra Rescia, sempre Dudu, si riparte da Alessio Gattarelli, prende campo, palla scomoda da gestire per Raubo, ci arriva prima Rescia solo per un attimo, rimessa Pomezia. Con calma Gattarelli a recuperare il pallone, portiere classe 2004, non c'è Molitierno squalificato, non c'è anche Mentasti, sempre per squalifica. E l'84 invece out Giuliano Fortini e Pedro Mendes, entrambi per problemi fisici. Raubo, Diaghigno, in verticale, non si capisce però con Dudu che voleva la palla addosso, possesso restituito all'84. Con calma Cuzzolino, corto Raguso appena entrato, cambio lato, Osico, verticale per Braga, attaccato forte, Braga va giù, non c'è fallo, recupera Diaghigno, scappa dalla pressione forte da parte di Raguso, pallone in verticale, tocca Leandro Cuzzolino, pallone in out. Con calma Dudu, a cercare Raubo, su di lui Raguso. Dudu, scarico, Diaghigno, scava il pallone per Raubo, lavora su Raguso e poi riparte da Dudu. Dentro anche Tuli per l'84. Bueno, Diaghigno, prova a sgasare, giocata a 2 con Bueno, letta da Osico, palla in out, rimessa per il Pomezia, fuori Leandro Cuzzolino, dentro Murilo Schiocchè. Telecamere per Osico. Buon avvio di stagione, poi qualche difficoltà, alla fine nella parte centrale di campionato il capitano verdenero è salito di colpi, per lui 4 gol fino a questo momento. Occhio alla palla in verticale per Diaghigno, buon taglia fuori invece di Murilo Schiocchè che lascia uscire con calma Fabio Tondi che deve però andare in verticale quasi allo scadere dei 4 secondi, regalando il possesso alla Fortitudo Pomezia. Prime rotazioni anche per mister Angelini, sarà rimessa laterale, non rinvio dal fondo, dentro Daniele Gattarelli insieme a Christopher Cutruppi, Lopez e Cutrignelli. Raguso, buon anticipo, pallone in out, si è lamentato Osico per la spinta ai danni di Mattia Raguso da parte di Loggero Lopez. Altro giro dalla rimessa quindi per il Pomezia. Pallone in verticale, sempre a cercare Lopez che non controlla. Tondi fa sul pallone. Murilo. Osico. Murilo. Scarico Tuli. Ora 4-0 anche per l'84. Osico. Tuli. Si butta in avanti Osico, ignorato. Murilo lascia lì per Tuli. Ecco Osico.
Tuli, palla centrale, rischia un po' Tuli sulla pressione di Gattarelli, si rifugia poi bene da Murillo Schiocchè. Raguso lascia lì, per Osico si riparte da Murillo. Raguso in verticale, pallone di prima un po' arretrato, Osico lotta, va giù Gattarelli, non c'è niente, si gioca, Tuli per Raguso che si ferma e addormenta il pallone direttamente in fallo laterale. Applausi per Mattia Raguso, resta giù invece Daniele Gattarelli. Problema alla coscia sinistra per il numero 4 centrale del Pomezia nel contrasto precedente con Tuli e Osico. Non ravvisato il fallo, rimessa poi restituita nell'84. Murillo, Tuli in versione pivot, lotta su Gattarelli, forte con le braccia ma si gioca. Siqueira appena entrato, pallone in verticale, buono per Murillo, si butta dentro Siqueira e si riparte da Tuli. Raguso, Murillo, lascia lì per Siqueira, isolamento con Cutrupi, palla centrale, Tuli attaccato forte, gli porta via bene il pallone Gattarelli che prova a spingere da solo la transizione, sempre Gattarelli riparte saggiamente bene da Lopez. Cutrupi lascia lì a Gattarelli, esterno, palla leggibile da Raguso che la fa sua, poi cambia lato per andare da Siqueira, non si capiscono i due, possesso regalato al Pomezia. Se ne sono andati poco più di 5 minuti nel primo tempo di l'84 Fortitudo Pomezia, sempre 0-0 al Palamaggiore. Palla in avanti, arriva il fischio per la trattenuta evidente da parte di Mattia Raguso, punizione per il Pomezia, protesta Raguso per l'interpretazione del fallo, voleva la stessa idea da parte dei due direttori di gara di quanto successo pochi minuti fa. Sta di fatto che il Pomezia ha una buona occasione da palla inattiva. Lungo conciliabolo sul pallone tra Raubo, Dudu e Lopez per decidere chi andrà a calciare, o meglio per decidere quale sarà la giocata da applicare in questa palla inattiva. Qui rivediamo la trattenuta di Raguso che inizia come reciproca, si stacca Lopez, Raguso abbraccia la mano destra del pivot del Pomezia. Fallo e giallo per Mattia Raguso, sistema la sua barriera invece Fabio Tondi. Bueno sul punto di battuta, Lopez in agguato dentro l'area di rigore dell'84. Attenzione alla possibile doppialina Raubo-Dudu. Palla invece per Lopez, legge Siqueira, il pallone resta lì, sempre Lopez in area, vuole girarsi, gli sporca bene il pallone Luca Siqueira in coabitazione con Mattia Raguso, rimessa Pomezia. Palla centrale, Lopez lotta, Rescia benissimo, è scivolata, Gattarelli lascia lì, poi per Bueno. Su di lui Siqueira, forte Siqueira, si riparte da Gattarelli. Palla bassa, letta da Rescia che alza un campanile, pallone che passa a millimetri dal tetto del Palamaggiore, Raguso rientra, scarico per Siqueira, si mette a ritmo, calcia Siqueira, Gattarelli e poi molto bene Cutrignelli, in scivolata a ripulire l'area di rigore del Pomezia. Buona giocata dell'84 con la conclusione di punta di Luca Siqueira, attento però Alessio Gattarelli, altrettanto attento anche Cutrignelli. Siqueira calcia di prima, facile questa volta per Gattarelli. Cutrignelli, Cutrupi, ancora Cutrignelli, pallone in verticale alla ricerca di Lopez che lo mette giù, lotta con Siqueira e si riparte poi da Gattarelli. Cambio lato, Cutrignelli, Lopez riceve in verticale, prova a girarsi, Lopez gliela porta via bene Siqueira, Tuli completa il lavoro allungando il pallone direttamente in palla centrale, Lopez lascia lì per la conclusione da parte di Cutrupi che applaude la giocata di Lopez. Trenino facile per il Pomezia, non è riuscito Cutrupi ad inquadrare lo specchio della porta, occasionissima per la squadra di mister Angelini, sbagliano Rescia e Murillo in fase di costruzione, possesso regalato al Pomezia. Cutrupi, palla centrale verso Lopez, lavora bene Rescia che lascia lì poi a Siqueira.
pallone in verticale, scivolata precisa ancora una volta da parte di Cutrignelli. Importante in fase difensiva il lavoro del numero 17 del Pomezia. Rimessa all'84. C'è d'intesa pochi istanti fa tra Rescia e Cutrupi per lo scontro di pochi istanti fa. Dentro anche Coco, che contro la Salla Consilina ha trovato il primo gol di stagione. Siqueira, Coco, Siqueira, Murillo, verticale Coco, scappa dalla pressione di Gattarelli, sempre Coco riparte da Murillo. Siqueira, Coco lascia lì per Siqueira, Lopez lascia scorrere, non si capiscono i due. Altro errore in fase di costruzione per l'84, non attentissima quando c'è da gestire la prima linea di possesso. Rotazioni invece per mister Angelini dentro il quintetto che ha iniziato la partita. Dudu, Raubo, Bueno, si stacca Dudu, sempre Bueno, parallela lunga per la conclusione da parte di Cutrignelli. Ci arriva Tondi molto bene in uscita bassa, bella trama in parallela per la corsa di Cutrignelli, che va a prendersi un po' di meritato riposo dietro Tiaghigno per il Pomezia. Bueno, palla dentro, taglia fuori preciso di Maxi Rescia. Bueno, che era arrivato quasi allo scadere dei 4 secondi, ha cercato la soluzione più semplice, quella per creare anche un po' di caos dentro l'area di rigore dell'84, che ora manovra. Osico rientra su Bueno, scarico Rescia, Coco, palla centrale, Osico, Coco scava il pallone per la corsa di Rescia, Tiaghigno di testa, poi Raubo lascia lì solo per un attimo, gli porta via il pallone Osico, allungandolo poi direttamente in out. Tiaghigno torna da Bueno con un brivido. Tiaghigno deve andare per forza in verticale, regalando ancora una volta la sfera all'84, che riparte con Rescia. Osico, Rescia, Osico, Coco, isolamento con Raubo, finte di Coco, riparte da Osico. Murillo su Dudu, gliela porta via solo per un attimo, rimessa verde nera, pronto al cambio Leandro Cuzzolino, verosimilmente per Murillo Schiocchè. Palla in verticale, Coco prova a calciare di prima intenzione cercando l'inserimento di Rescia sul secondo palo, guadagna alla fine un buon calcio d'angolo Coco Wellington. Palla fuori per Osico, un po' scomoda la controlla Osico, isolamento con Dudu, finti di Osico, prova a cambiare tutto per andare da Rescia, super scivolata da parte di Tiaghigno a coprire la zona pericolosa, poi Dudu, pallone un po' scomodo da gestire per Tiaghigno, che non ce la fa dopo lo sforzo di pochi istanti fa. Fuori Murillo, dentro Cuzzolino intanto per l'84. Rescia, Osico rientra, passa bene Osico, Cuzzolino controlla male con la suola e poi lascia lì il pallone per la possibile transizione del Pomezia. Bueno, Dudu, Tiaghigno, Dudu, lo attacca forte Osico, sempre Dudu, cambiato Bueno. Palla centrale, tacco per andare in verticale, Coco legge e provvede, 3 contro 2 possibile per l'84, Coco fino in fondo per Rescia, ci arriva Gattarelli, il pallone non è entrato, riparte il Pomezia con Tiaghigno, palla in verticale per Raubo, fino in fondo Raubo, Coco gli porta via il pallone senza fallo per i direttori di gara. Siamo già dall'altro lato con Cuzzolino che cambia lato. Osico può anche guardare la porta, così fa imbucando, Gattarelli ci arriva, fallo di Coco ai danni di Alessio Gattarelli, protagonista di una super parata pochi istanti fa. Resta giù il portiere del Pomezia dopo il contatto con Coco, che aveva cercato la scivolata per trovare il pallone. Qui la conclusione di Coco che apre il piattone per andare da Rescia, di petto Gattarelli trovando poi il pallone sulla linea. Dall'altro lato intervento un po' duro di Coco su Mikel Raubo, non ravvisato il fallo dal primo arbitro certa. Si gioca spettacolo in questi primi 10 minuti di gioco, sempre 0-0 però tra l'84 e Pomezia. Dudu, Tiaghigno scava il pallone in verticale nella zona di Osico, che raccoglie 4 contro 3 possibile per l'84, sbaglia Osico, Dudu 1 contro 0, Dudu super
Fabio Tondi. Applausi del Palamaggiore, applausi della panchina dell'84, col Pomezia che riparte con calma. Raubo su Braga, calcia Raubo, la blocca Tondi, che gioca per Osico, respira ora l'84, accetta la fase di gioco il Pomezia. Braga si gira, Braga ancora, Gattarelli con un miracolo, bella giocata di Lucas Braga, poi pallone allontanato, rimpallo vinto bene da Tiaghigno, che va a prendersi un po' di meritato riposo, anzi Bueno era stato a liberare l'area pericolosa per il Pomezia. Si stacca Gattarelli che gioca, prende campo Gattarelli, prova ad andare in verticale, male con il lancio, pallone out, suona la sirena, time out chiesto da mister Paniccia, stop sul parquet, stop anche per noi. È suonata la sirena che ha richiamato in campo le due squadre, possesso verde-nero, 9:48 da giocare al Palamaggiore di Leini, 0-0 tra L84 e Fortitudo Pomezia, partita che era iniziata con un po' il freno a mano tirato. Ora tante emozioni negli ultimi 2 minuti di gioco, due occasioni importanti per l'L84, una per il Pomezia, si sono fatti trovare molto pronti sia Gattarelli però insieme a Fabio Tondi. Braga attaccato forte, non c'è fallo, Raguso controlla. Osico, Cuzzolino, isolamento con Gattarelli, palla centrale, Braga prova a lasciare il pallone per Cuzzolino, alla fine si riparte dall'argentino. Osico, attaccato forte da Lopez, sempre Osico, scarico per Cuzzolino, vorrebbe un fallo Osico, ci arriva Braga, scarico buono per Raguso, poi Cuzzolino, Braga, calcia Braga, centrando Cutrignelli, deviazione che vale quasi come un gol, l'aveva piazzata benissimo Lucas Braga, e esulta Gattarelli come se l'avesse parata lui. 9 alla fine, 0-0. Palla fuori, Raguso si mette in ritmo, calcia Raguso, altra deviazione, altro giro dal corner per l'84, sempre con Leandro Cuzzolino. Palla sopra per Osico, sinistra al volo di Osico, forte, senza però la dovuta precisione. Nessun problema questa volta per Gattarelli. Cutrupi, Cutrignelli in verticale da Lopez, non capisce però le intenzioni di Nicola Cutrignelli, pallone che se ne va, sconsolato Ruggero Lopez. Per lui 9 gol fin qui in Serie A, miglior marcatore del Pomezia in questa stagione. Dall'altro lato, come dicevamo in avvio di partita, Maxi Rescia con 11 centri. Raguso addirittura verso la porta, vedendo Gattarelli leggermente fuori dai pali. Gattarelli in verticale, Lopez mette giù, finta di Lopez, calcia Lopez sul primo palo. C'è Fabio Tondi a dire di no al pivot del Pomezia. Bella giocata e conclusione per cercare di sorprendere Tondi, che tiene però molto bene la posizione. Palla forte dentro da parte di Cutrignelli, che non trova nessuna deviazione né del Pomezia né verde nera. Possesso l'84.
sarà chiaramente rimessa laterale, non rinvio dal fondo per la squadra di mister Panicia, con Lucas Siqueira sul punto di battuta. Cuzzolino ritorna al 4-0 nell'84, prova ad andare in verticale Cuzzolino, Lopez su di lui forte, l'ultimo tocco e di Lopez, la rimessa per nell'84 che gioca veloce. Cuzzolino Tuli, Siqueira giù Cuzzolino, fallo contro Lopez che si scambia un bel 5 con Leandro Cuzzolino, primo fallo del Pomezia. Cuzzolino parte sempre in 4 nell'84, va giù Cuzzolino, pallone toccato da Cutrupi, lo raccoglie Gattarelli. Cutrupi, Lopez rientra, finta di Lopez, cerca spazio Lopez, forte 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 sul secondo palo, la tocca con il tacco, quel tanto che basta, Christopher Cutrupi che fa 1-0 al Palamaggiore. Pomezia avanti, l'84 che deve inseguire, grande deviazione di Cutrupi con il tacco a mettere in difficoltà la retroguardia verdenera sul buon lavoro da parte di Lopez. Occhio a Murilo, vuole il fondo Murilo, palla dentro, legge Lopez che va addirittura da Tondi che riparte poi da Siqueira, reazione immediata dell'84. Pomezia però avanti, pallone da Tuli, Murilo si mette in ritmo e calcia, centra Cutignelli, pallone in out. Dicevamo del buon lavoro da parte di Lopez, sicuramente un gran giocatore quando deve fare a sportellate, l'ha fatto molto bene trovando alla grande il secondo palo, palla dentro, Murilo, doppia deviazione, sempre Murilo, scarico Siqueira, apre il destro per piazzare il pallone, lo fa male, questa volta Gattarelli non precisissimo sulla palla centrale, respira però il Pomezia dopo il vantaggio per 1-0. Gattarelli lungo, sempre da Lopez che ci arriva di testa e poi Raguso prova a lavorare su questo pallone, si gira Raguso, sempre molto forte la difesa di Lopez che lavora molto molto bene. Ora Raguso, Siqueira, Murilo, ancora Siqueira, in mezzo a due, perde il rimpallo, poi Murilo forte guadagnando una rimessa laterale per l'84 dopo che la situazione stava diventando quantomeno complicata nella zona centrale di campo. Murilo, Siqueira, Tuli, Murilo, Siqueira, Tuli, finta Siqueira e riceve ancora Tuli, palla corta facilmente leggibile da Gattarelli e poi Cutrupi sponda. Lopez, Gattarelli, Cutrupi, passa con un brivido su Tuli, porta a spasso il pallone, trova bene Cutrignelli che alza il pallone per Lopez che però non ha l'ascensore, non può arrivarci questa volta, fuori Raguso, dentro Rescia. Siqueira sul punto di battuta, Rescia, Murilo, Tuli attaccato forte da Dudu, regge il pallone Tuli, Murilo, Rescia, palla centrale Siqueira, Tuli, rientra su Dudu, sempre Tuli, lascia lì per Murilo Schiocchè, Tuli, Siqueira, attaccato forte da Bueno, si riparte da Murilo Schiocchè, Rescia, Murilo, Siqueira, ancora Murilo, Tuli, isolamento con Dudu, prova ad andare dentro Tuli, doppio tocco e alla fine Murilo. Siqueira rientra, guarda la porta Siqueira, facile per Gattarelli che la blocca. Dudu, Dieguigno, palla centrale, buona per Raubo che può girarsi, sempre Raubo, Bueno, riparte da Dieguigno, possesso congelato dal Pomezia. Dudu, Bueno, sgasa Bueno, se ne va fino in fondo Bueno, non trova la porta con il destro, bella giocata del numero 11 del Pomezia, meno la conclusione. Gioca nell'84 con Osico, prova a sgasare, deviazione provvidenziale da parte di
Tiaghigno in questa sfida tra numeri 10. Murillo Schiocchè, Cuzzolino, palla in verticale, non ha il motorino Leandro Cuzzolino che non può arrivarci, poi scontro fortuito con Dudu e rimessa dal fondo per il Pomezia con Gattarelli che rimetterà in moto i suoi compagni. Sempre partenza in 4 anche per la squadra di mister Angelini. Pallone in verticale per Bueno, sporcato da Cuzzolino, l'ultimo tocco di Lorenzo Bueno, la rimessa per l'84, buon lavoro di Murillo Schiocchè in fase difensiva. Osico rinnova la sfida con Tiaghigno, rientra Osico, guarda la porta e calcia, buona scivolata da parte di Tiaghigno, poi Rescia di punta per andare da Cuzzolino, scava il pallone per Rescia con l'esterno, Tiaghigno la perde di vista e alla fine deve concedere la rimessa laterale dell'84 che sta provando a rispondere al vantaggio del Pomezia, maturato dopo il buon lavoro di Lopez e la deviazione provvidenziale da parte di Cutrupi. Palla fuori, Murillo calcia addosso Tiaghigno, Cuzzolino, Osico rientra su Bueno, Cuzzolino calcia, centra Raubo, l'84 in possesso estremo, Pomezia che si difende come può nella propria zona di costruzione. Problema per Tiaghigno credo nella pallonata precedente, forse lì dove fa più male. Cuzzolino mette in moto Osico, palla centrale, Gattarelli la perde per un attimo, alla fine angolo per l'84 con Osico sul punto di battuta. Palla centrale verso Rescia, letta da Dudu che prova a spingere la transizione, sempre Dudu chiuso in angolo, ancora Dudu, passa bene con il tunnel per Tiaghigno. Dudu in verticale, Raubo, Dudu, Bueno. Scava il pallone per Dudu che però non può arrivarci. Bella l'idea nella trama offensiva del Pomezia, meno il suggerimento in verticale. Dentro nuovamente Lucas Braga, così l'84 potrà provare ad appoggiarsi al proprio pivot. Ecco Braga, riceve, prova a girarsi Braga, guadagna la rimessa. Se la ride Bueno con il primo arbitro certa. Osico sul punto di battuta, 3:43 al suono della sirena, doppio blocco dentro l'area di rigore, arriva un fischio prima che il pallone fosse entrato in movimento, richiamati Dudu e Leandro Cuzzolino dal secondo arbitro Filannino, troppe sbracciate dentro l'area. Pronto sempre Osico. Palla centrale, Cuzzolino controlla e calcia, toccandosi il pallone con il destro al momento della conclusione. Non un primo tempo straordinario per Leandro Cuzzolino, così come per tutta l'L84. Tiaghigno, Dudu, Bueno, prova a alzare la prima linea l'L84, Dudu gestisce per Tiaghigno. Esce dal cambio Cuzzolino, palla centrale letta da Braga e alla fine la rimessa è per il Pomezia. Ultimo tocco di Lucas Braga. Dudu all'indietro. Tiaghigno porta a spasso il pallone, lascia lì a Bueno, pallone in campo, prova a sgasare Bueno, alla fine va in verticale direttamente da Tondi, riconsegnando il pallone all'84. Tondi Osico. Braga. Si gira Braga e riparte da Osico. Cuzzolino, isolamento con Tiaghigno, finte di Cuzzolino e poi sempre il 17, scarico per Osico. Difesa molto bassa del Pomezia. Cuzzolino sempre in sfida con Tiaghigno, finte di Cuzzolino, Osico fuori dai blocchi, calcia Osico, male con il destro, non trovando lo specchio della porta. Preparata bene la soluzione dell'L84, rotazioni per mister Angelini, problema invece al polpaccio destro, credo per Dudu che resta giù.
o ginocchio destro o polpaccio destro per il numero 30 del Pomezia. Solo una botta forse per Dudu, che si è fatto applicare il ghiaccio spray sulla zona dolorante. Ora va al cambio con Daniele Gattarelli. Si può ripartire con Alessio Gattarelli in possesso del pallone. Corto Cutruppi. Si cerca Lopez, su di lui Rescia, sempre Lopez. Riparte. Cutrignelli, Gattarelli in verticale da Lopez, controllo col ginocchio, non riesce però a tenere in campo la sfera il numero 9 del Pomezia, Osico Rescia. Cuzzolino. Osico. Cuzzolino. Palla in verticale per Braga, ci arriva prima di lui Gattarelli, pallone in out, taglia fuori preciso di Lucas Braga per guadagnare il calcio d'angolo. Giù Gattarelli. Bel 5 poi con i tifosi dell'84. Angolo verde-nero, richiama l'attenzione di tutti mister Angelini. Giallo in panchina per mister Angelini perché è entrato in campo. Si dispera l'allenatore del Pomezia, richiamato a gran voce da Certa, secondo giallo, rosso per Angelini, applauso ai danni del primo arbitro Certa, esce dal campo l'allenatore del Pomezia. E quindi Pomezia che dovrà gestire tutto il secondo tempo senza il proprio faro. Si gioca palla per Osico che prova a calciare col sinistro non trovando però lo specchio della porta. 2-0-5 alla fine del primo tempo, espulso pochi istanti fa mister Angelini, ammonito per essere, come detto, entrato in campo a gioco fermo. E poi qualche parola di troppo evidentemente all'indirizzo del primo arbitro Certa. Occhio Lopez che controlla su Rescia, gli porta via il pallone solo per un attimo, sempre Lopez, riparte bene da Cutrignelli. Gattarelli in verticale, centra Osico, rimessa Pomezia. Cutruppi lascia lì per Gattarelli, prende spazio, palla centrale Lopez, riparte bene da Cutrignelli. Imbucata Lopez, calcia Lopez, scivolato di Rescia, il pallone passa arrivando fino da Tondi che gioca per Osico. Rescia, Coco col destro in verticale, guadagna la rimessa. Rescia, Coco lascia lì per Osico, sempre Coco, pallone centrale deviato e poi letto da Lopez che non va per il sottile, direttamente in out. Rescia, Coco in verticale da Braga, regge questo pallone, troppo forte su di lui Daniele Gattarelli, punizione per l'84, non la prende bene il numero 4 del Pomezia, fallo che ci è sembrato comunque abbastanza evidente. A 1 minuto e 10 dal suono della sirena del primo tempo, Pomezia sempre avanti per 1-0, la decide fin qui Christopher Cutruppi. C'è il fischio. Coco in porta, Gattarelli, poi Braga prova a ripartire da Coco che calcia con il destro, deviazione provvidenziale da parte di Lopez e l'84 un po' sfortunata in questo primo tempo. Gattarelli sempre sugli scudi, Coco non riesce a trovare la finestra libera per calciare verso la porta del Pomezia. Angolo comunque per l'84. Palla sopra per Braga, al volo Braga. Altra deviazione da parte di Daniele Gattarelli di testa. Alessio Gattarelli sembrava comunque sulla traiettoria del pallone. Altro giro dal corner per l'84, Coco sul punto di battuta.
Palla sopra, sempre per Braga, mastica il pallone, che poi prende una traiettoria abbastanza strana, scheggiando la traversa. 1 minuto al suono della sirena del primo tempo. Pomezia sempre avanti per 1-0. Cutrupi. Cutrignelli in verticale, cercare Lopez. Controllo di spalla, non con una mano, anzi sì. Secondo il primo arbitro certa, punizione per l'84. Coco prova a sgasare. Lascia lì per Osico. Isolamento con Gattarelli, rientra Osico. Coco. Lascia lì, Tuli. Attaccato forte da Cutrignelli. Sempre Tuli, prova a girarsi, steso da Cutrignelli. Giallo per il 17 del Pomezia, ha provato a giocare molto velocemente Tuli, c'era però il giallo in arrivo ai danni del numero 17 del Pomezia. Altra punizione da una zona molto interessante per l'L84, quarto fallo del Pomezia. Coco sul punto di battuta. Osico come scarico, occhio al possibile cambio di lato per Tuli, che arriva, legge Cutrupi, che può anche spingere la transizione. C'è Osico su di lui, rientra Cutrupi, doppia finta, sempre su Osico, che alla fine lavora molto bene in fase difensiva, allontanando la minaccia. Gestione non perfetta del piazzato per l'L84, ha ringraziato il Pomezia riconquistando il possesso. Alessio Gattarelli scava la sfera in avanti per Lopez di testa, Tondi la fa sua e poi mette subito in moto Rescia, 3 contro 2. Rescia per Osico, forte forte col sinistro, trovando solamente l'esterno della rete. Occasionissima per l'L84, che però non riesce a trovare il gol del pari. Rimane strozzato in gola l'urlo del Palamaggiore. Gattarelli in verticale, sempre da Lopez, prova a girarsi col primo tocco, Cutrupi calcia, non trovando lo specchio della porta, più per liberarsi della pressione che per creare un vero e proprio problema. Fabio Tondi che mette in moto Coco, ultimo possesso del primo tempo. Tuli prova a girarsi, Tuli, palla in angolo, Gattarelli su di lui, Tuli da terra la mette dentro, Gattarelli allontana e suona la sirena, luci spente per il primo tempo di L84 Torino Fortitudo Pomezia. Pomezia avanti per 1-0 dopo i primi 20 minuti effettivi di gioco. La decide fin qui Christopher Cutrupi.
Futsal People, siamo tornati in diretta dal Pala Maggiore di Leini, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra L84 Torino e Fortitudo Pomezia, squadre che stanno rientrando sul parquet del Pala Maggiore. 1-0 per il Pomezia dopo i primi 20 minuti effettivi di gioco. Un buon Pomezia, molto attento soprattutto in fase difensiva, chiudendo tutte le sfuriate dell'L84, l'84 che invece è stata poi precisa, soprattutto quando c'era da costruire e da finalizzare il gioco verde-nero. Comunque resta ancora tanto da giocare per entrambe le squadre, ma ci siamo. Tra poco si potrà iniziare col secondo tempo di L'84 Pomezia, l'84 che darà il primo giro al pallone, ricordiamo rosso per mister Angelini nella prima frazione di gioco, dopo doppio giallo molto ravvicinato, primo per l'ingresso in campo non volontario chiaramente di mister Angelini, e poi secondo giallo arrivato per qualche parolino di troppo ai danni del primo arbitro Certa, e mister Esposito fare ora da allenatore al Pomezia per questa seconda frazione di gioco. Come detto, Tuli darà il primo giro al pallone, si attende l'ok della terna arbitrale. Fischio che arriva adesso, via, si parte, andiamo, buon divertimento con il secondo tempo di L'84 Pomezia, con l'L'84 che gira al primo possesso per Tuli. Lotta su Dudu, gliela porta via Raubo, che riparte bene da Tiaghigno. Alessio Gattarelli, lancio in verticale per Dudu, lancio però impreciso. Tondi senza problemi. Che gioca per Osico. Cuzzolino in verticale per la corsa di Osico, ci arriva prima di lui però molto bene Alessio Gattarelli, poi Tiaghigno saggiamente addormenta il pallone direttamente in out. Tuli sul punto di battuta, palla fuori, Cuzzolino, 1-2, Tuli controlla, prova ad andare dentro da Osico, legge Tiaghigno, vanno giù entrambi, si gioca Cuzzolino, destro-sinistro, Tuli! A salve con il destro, divorandosi il gol del possibile 1-1, slalom speciale di Leandro Cuzzolino, destro a botta sicura di Tuli, che però non inquadra il bersaglio grosso. Rischia il Pomezia con Tiaghigno. Pallone buono per Dudu, attaccato forte da Tuli Osico, gliela porta di Osico, Cuzzolino calcia, rimpallo, poi Tuli, miracolo Gattarelli e la palla resta lì. Dudu, altro slalom e prova ad andarsene, fallo di Tuli e giallo per il numero 6 dell'L'84. Occasionissima per la squadra di mister Paniccia, super Gattarelli. Si può giocare dopo il fallo di Tuli, grande occasione per l'L'84, non finalizzata però dagli uomini di Paniccia. Gattarelli scava il pallone per andare da Bueno che lo mette giù, attaccato forte da Osico, si riparte da Dudu, fallo di Osico ai danni di Bueno, giallo anche per Osico che non la prende bene, resta giù però Bueno. Secondo fallo nel giro di 75 secondi per l'L'84 e secondo giallo anche nel giro di 75 secondi per i verdeneri. Sacrosanto quello di Tuli, un po' duro questo, forse con Bueno che stava scappando all'indietro, chiuso in una zona complicata da gestire di campo. Sta di fatto che manovra il Pomezia. Bueno in verticale da Raubo, si gira Raubo, riparte poi bene da Dudu. Tiaghigno attaccato forte da Cuzzolino, gliela porta via Osico, Cuzzolino prova a guardare anche la porta, calcia Cuzzolino, centra Tiaghigno, pallone che se ne va direttamente in out. Rimessa per l'L'84. Tuli fuori, Cuzzolino controlla, calcia Cuzzolino, Gattarelli non la tiene, Dudu saggiamente in out.
sempre Tuli, fuori Raguso, Cuzzolino, su di lui Raubo, Cuzzolino passa, riparte da Tuli, isolamento con Teghigno, doppio passo, Tuli se ne va, calcia Tuli, forte sul secondo palo, manca la deviazione di Osico a centimetri dal possibile tap-in vincente, sempre 1-0 per il Pomezia, ma è un'altra all'84 in questo video di secondo tempo. Cutrignelli in verticale da Lopez, si gira bene Lopez fino in fondo, Tondi grande uscita, 2 volte Tondi, poi Raguso palleggio, Cutruppi al volo, pallone che si impenna, altro giro con un'altra grande parata per Fabio Tondi, mostruoso il doppio intervento del portiere dell'84, Tuli lascia lì Osico, Cuzzolino, verticale Tuli, lascia lì Osico, calcia addosso a Daniele Gattarelli che si è ristabilito dopo la botta subita nel primo tempo. Cuzzolino sul punto di battuta. Tuli, Cuzzolino, 1-2. Cambio lato, Osico, isolamento con Cutruppi. Va a lavorare Raguso, imbucata per Tuli. Complicato questa volta trovare la porta del Pomezia. Doppio cambio invece per l'84. Fuori Raguso e Osico, dentro Resce Lucas Siqueira. Cutrignelli, Lopez, si gira Lopez, calcia Lopez, spaccata Tondi, raccoglie Tuli. Si gira bene Tuli, poi scava il pallone per la corsa di Cuzzolino, bel controllo, palleggio Cutruppi che allunga direttamente in out. Palla lì, Siqueira, calcia sul secondo palo, c'era Resce in agguato, poi Lopez alza il pallone, transizione Pomezia con Gattarelli, 2 contro 1 possibile, Gattarelli fino in fondo, centrale, Tondi in 2 tempi la fa sua e poi manda subito nello spazio per Rescia, preso in controtempo, non può arrivarci. Dentro Braga per l'84, fuori Tuli a prendere un po' di fiato dopo questo avvio scoppiettante di seconda frazione. Lopez la mette giù, attaccato forte da Siqueira, riparte da Cutruppi. Gattarelli, Cutrignelli prova a scavare il pallone per la corsa sulla banda di sinistra, c'era comunque Braga, pallone in out. Rimessa laterale per l'84 con Cuzzolino sul punto di battuta. Siqueira, Rescia, Siqueira, doppia linea con Lucas Braga, prova a girarsi Braga, sempre Braga, va giù Cutrignelli, Braga lascia lì per Rescia, non si capiscono i due, possesso regalato al Pomezia dopo il buon lavoro da parte di Lucas Braga. Cutrignelli sul punto di battuta, gioca all'indietro, Gattarelli in verticale, direttamente da Tondi. Che va a sua volta in verticale per Braga, spinta però ai danni di Gattarelli, si lamenta con forza la panchina dell'84, fuori Cuzzolino, dentro Murilo Schiocchè, terzo fallo per la squadra di Mister Panicia dopo nemmeno 4 minuti. Cutrignelli in verticale da Lopez, male. Respira l'84. Siqueira sul punto di battuta. Rescia. Murilo Schiocchè. Rescia. Braga riceve. Si gira Braga, lascia lì per Murilo. Ancora Braga, scivolata perfetta da parte di Gattarelli che allunga il pallone direttamente in out, cenno d'intesa poi tra il 4 del Pomezia e il 13 dell'84, grande lotta tra pivote ultimo. Siqueira sul punto di battuta, si riparte da Maxi Rescia. Braga si gira, altra scivolata, sempre Braga prova a lottare, Gattarelli da terra, Braga raccoglie, Siqueira guarda anche la porta, calcia addosso a Cutruppi, guadagnando la rimessa laterale, proteste della panchina dell'84 per la palla trattenuta di Gattarelli da per terra, giallo per un componente della panchina dell'84, giallo in arrivo per Sandrolini.
Rimessa laterale per i verdeneri. Si riparte da Siqueira. Taglia Murillo. Siqueira prova a mettersi in ritmo, lascia lì per Braga, attaccato ancora una volta molto forte da Gattarelli, grande sfida. Lascia lì Siqueira per Braga che aveva tagliato, possesso ancora una volta regalato al Pomezia. Prima linea un po' più bassa dell'84 in questo secondo tempo. Siqueira da intermedio, lancio in avanti e cercare Lopez di testa, non riesce a tenere il pallone in campo, difficile gestire questo possesso. Murillo, isolamento con Cutrignelli, rientra e cambia lato per andare da Siqueira, palla imbucata proprio verso Murillo, fa buona guardia però Cutrupi. Braga gli corre sopra Siqueira, Braga lascia lì Murillo, si mette in ritmo Murillo, passa, vuole il fondo e va dentro trovando solo Lopez. Siqueira saggiamente da Tondi. Palla centrale per Braga, lascia lì per Siqueira sul secondo palo, legge Cutrupi che può spingere alla transizione, sempre Cutrupi scava il pallone che se ne va direttamente in out. Ha provato in tuffo ad arrivarci Cutrignelli, improbabile gestire questo possesso col pallone troppo indietro giocato da Cutrupi per il proprio numero 17. Ringrazia l'84. Murillo Schiocche. Siqueira. Cambio lato Murillo. Isolamento con Cutrignelli, palla centrale, Braga lascia lì Murillo, calcia Murillo, paratissima di Gattarelli, forse addirittura con il volto, bella giocata, e sì, con il volto il numero 12 del Pomezia, di puro istinto, tiene a galla i suoi, palla sopra per Siqueira, calcia di controbalzo, non trovando però lo specchio della porta. Poi raccoglie il pallone onde evitare la possibile rimessa veloce di Alessio Gattarelli. Rotazioni anche per il Pomezia, cambio di quintetto. Raubo, pallone in verticale per Dudu, Murillo di testa, lascia lì però per Raubo, 3 contro 2, sempre Raubo fino in fondo, Dudu, palo di Dudu, si salva l'84, ottima transizione degli uomini di Angelini con Dudu che trova solamente il palo sinistro della porta di Tondi, dentro Zico. Resce in verticale da Braga, attaccato forte da Dudu, si gira Braga, cambia lato Murillo, non c'è la parallela per andare da Resce. Osico, isolamento con Teghigno, poi si gioca con Braga, sempre Braga, si gira, calcia Braga con il destro, pallone out, Gattarelli subito in verticale per la corsa di Bueno, Bueno fino in fondo, Bueno, Resce scivolata, applausi per Maxi Rescia, fuori Braga, dentro Leandro Cuzzolino. Buona giocata ancora una volta da parte del pivot dell'84 che però non riesce a trovare lo specchio della porta. Con tutta la calma del mondo Dudu. Se ne sono andati 6 minuti. Palla sopra, Bueno calcia molto male, Cuzzolino la trova e poi Osico mette in moto Rescia. Palla leggibile da Teghigno che la fa sua. 2 contro 3. Teghigno si mette in proprio, non passa per il buon lavoro da parte di Rescia. Alla fine l'ultimo tocco è il suo. La rimessa è per l'84. Rimessa laterale, non rinvio dal fondo per Tondi. Murillo Schiocche. Raguso di prima per Cuzzolino. Lato lato per andare da Osico. Cuzzolino. Murillo Schiocche. Cuzzolino. Murillo Schiocche. Raguso. Cuzzolino. Osico. Altra sfida con Teghigno. Rientra Osico. Altra sterzata, lascia lì per Cuzzolino, calcia verso la porta, respinto il suo tentativo da Bueno, poi Cuzzolino cerca spazio per la conclusione, trova invece Ragusa, altro scambio. Osico scappa dalla pressione di Tiaghigno, fallo evidente ai danni di Osico, trattenuta prolungata di Tiaghigno ai danni del capitano dell'84. Intanto il primo arbitro certa va a richiamare Leandro Cuzzolino e Lorenzo Bueno per il contatto di qualche secondo fa. 13 alla fine, punizione per l'84, primo fallo del Pomezia. Ricorsa lunghissima per Murillo Schiocche. Va in porta Murillo cercando il secondo palo, ancora una volta manca l'attacco di quella zona da parte dei giocatori dell'84.
13 alla fine, sempre Pomezia avanti per 1-0. Gattarelli lascia lì. Tiaghigno, prima linea molto alta, ora di nuovo si per l'84. Raubo, pallone in verticale, sporcato da Raguso, guadagna la rimessa Raubo. Bueno, Dudu, attaccato da Osico, sempre Dudu, in mezzo due, lascia lì, bene per Bueno che prova a spingere la transizione, vince il rimpallo alla fine Mattia Raguso, Tondi fa sul pallone. Murilo, Osico, riparte da Murilo, sbaglia Raguso regalando il pallone a Raubo che però sbaglia a sua volta, alla fine Osico esce vincitore dal duello e riparte saggiamente da Cuzzolino. Non c'è la parallela ancora una volta, Osico, Cuzzolino, Osico, anzi Raguso, ora Osico. Vince il rimpallo, Cuzzolino è il primo a arrivare sul pallone, poi si riparte dopo le proteste, le menti da parte di Osico, che rientra su Raubo, lato lato per andare da Raguso. Lavora per lui Cuzzolino, calcia Raguso, deviazione, palla in out. Cambio per Osico, prendere un po' di fiato da capitano, vice capitano, dentro Tuli. Murillo Schiocchè, Tuli, palla in angolo, Cuzzolino, attaccato forte da Bueno, anzi da Dudu. Sempre Cuzzolino a reggere questo pallone, trattenuto da Dudu, lavora per lui Tuli, si gira Cuzzolino che scappa, guarda la porta, poi scarico Murillo dentro, troppo facile per Gattarelli che può mettere subito in moto Dudu, poi scontro Tuli-Gattarelli. Fallo fischiato contro l'84, resta giù Alessio Gattarelli che si tiene la caviglia destra, uno dei migliori di questa sera per il Pomezia. Quarto fallo invece per l'84 con 11:34 da giocare. Gioca il Pomezia. Gattarelli in verticale da Lopez. Lopez fino in fondo, Tondi molto bene e l'84 può spingere la transizione. Cambio lato per andare da Coco. Coco col sinistro, non trova lo specchio della porta. Cercando forse Tuli sul secondo palo. Ottima transizione ancora una volta della squadra di Mister Panicia che però fatica a trovare lo specchio della porta. Con un brivido sulla bella giocata da parte di Ruggero Lopez. Ora si può giocare. Gattarelli dal suo pivot, mette giù Lopez, si gira e riparte. Gattarelli, Cutrignelli rischia su Coco, lavora però bene Cutrignelli, un po' di fortuna ma ci vuole anche quella. Poi scarico, Cutrupi, palla in verticale, Lopez lascia lì, calcia Gattarelli, male, non trovando lo specchio della porta. Cuzzolino in verticale, Tuli, scelto però Raguso. Ecco Tuli, Coco, Cuzzolino, Tuli, isolamento con Gattarelli, arriva Coco a lavorare per Tuli ma si riparte da Mattia Raguso. Cuzzolino sfida Lopez, sgasata di Cuzzolino, passa per un attimo, il pallone è in campo, va al centro Cuzzolino, bravo Gattarelli a recuperare la posizione. E poi lancio subito in verticale per Cutrupi, letto però da Mattia Raguso, sfida tra componenti della nazionale italiana, poi Cutrignelli si gira due volte su Coco, passa bene solo per un attimo, Coco gliela porta via e aspetta. Poi si va in verticale da Cuzzolino, regge questo pallone, gli corre sopra Tuli, Cuzzolino si gira, scivolata di Gattarelli, ingenua, giallo per Gattarelli. Fallo per l'84 da una posizione molto molto interessante. Cuzzolino si era girato molto molto bene cercando la mattonella per far partire il suo sinistro, chiuso però in zona centrale. Gattarelli poteva semplicemente aspettare invece di entrare in scivolata. Poi chiaramente Cuzzolino con tutta l'esperienza del mondo ha preso un fallo prezioso, muraglia di maglie delle Pomezia, difesa propria porta. Gattarelli non vede il pallone neanche per sbaglio, fallo e punizione per l'84.
Occhio al mancino chiaramente di Leandro Cuzzolino. C'è anche Coco in agguato che potrebbe staccarsi da quella zona. Così è. Va in porta Cuzzolino, palo palo, e poi Gattarelli se la trova in mano. Che sfortuna ancora una volta per l'84. Gattarelli deve allungare il pallone in angolo perché ha subito un colpo da Coco. Palo palo e la sfera non entra. Colloquio tra Coco e Daniele Gattarelli. Un po' di fortuna questa volta per il portiere classe 2004 del Pomezia, sicuramente uno dei migliori della squadra di mister Angelini in questa partita. Pomezia che resta avanti 1-0 dopo il palo palo di Leandro Cuzzolino. 10 minuti alla fine della partita, Cuzzolino lascia il pallone regalandolo al Pomezia che ripartirà con rinvio dal fondo. Gattarelli lungo da Lopez, rientrato Rescia. Lopez si gira bene su Tuli, mezzo 3, Lopez prova a passare, Tuli forte sulle gambe del numero 9 del Pomezia. Sarà rimessa per l'84. Chiamato Tuli al cambio mister Paniccia. Rescia. Coco. Non gioca in verticale, sceglie invece Rescia, palla centrale, slalom speciale di Rescia, non c'è fallo, transizione Pomezia con Gattarelli che viene chiuso e riparte da Cutrignelli. Pallone in verticale, Tondi molto bene, legge e provvede, pallone sul soffitto del Palamaggiore, rimessa laterale per il Pomezia. Cambio, fuori Cuzzolino, dentro Osico. Cutrupi sul punto di battuta. Si riparte da Gattarelli che prende campo, poi lascia lì a Lopez in una zona un po' complicata da gestire, fa male. Infatti sulla pressione forte da parte di Maxi Rescia, Lopez rischia il giallo che arriva però in panchina per un componente della panchina appunto dell'84, giallo per Juan Battista Crespo. Si gioca, ha rischiato molto Lopez in questo frangente, sta di fatto che manovra l'84. Coco, Tuli, su di lui Gattarelli. Tuli doppio passo, prova a sfondare, lavora però molto bene Gattarelli che è già ammonito, sicuramente una situazione a tenere d'occhio in questo finale di partita. Coco, calcio, deviazione, Alessio Gattarelli allunga in angolo dopo un brivido per i tifosi del Pomezia. Tuli sul punto di battuta. Palla corta, calcia Osico col sinistro, altra paratissima di Alessio Gattarelli che poi va in verticale per la corsa di Cutrignelli, mette giù il pallone col petto, si gira Cutrignelli, su di lui Osico lo attacca forte, calcia Cutrignelli, super parata anche di Fabio Tondi, bravo a coprire il proprio palo. Inquadratura per Cutrignelli, bella giocata, intanto colloquio a distanza molto acceso tra il primo arbitro e Osico. Palla sopra verso Lopez, controllo, sterzata, Tuli gliela porta via, 2 contro 0, Tuli fino in fondo per Coco che non arriva sul pallone, errore di altruismo da parte di Tuli che non è andato a cercare la conclusione, imbucata per Coco che col destro francamente forse non può arrivare su questo suggerimento. Altra occasione clamorosa per l'84, arringa il pubblico del Palamaggiore, non inquadrato Leandro Cuzzolino, gioca Gattarelli per Lopez che non può arrivarci. Tondi, Coco, Osico, corre Rescia, Osico per Rescia che si era fermato cercando il contromovimento, forse quando lo spazio per attaccare la profondità era effettivamente finito. Pronto Raubo, Gattarelli col destro molto male, messo in difficoltà da Raubo. Gattarelli forse si aspettava la giocata da parte di Tiaghigno, sta di fatto che gioca nell'84. Coco, palla in verticale verso Braga, affossato da Dudu, fallo del 30, giallo in arrivo per Dudu, punizione per l'84. Posizione simile a quella di pochi istanti fa, rientra chiaramente Leandro Cuzzolino, Braga vola al cambio per la punizione dentro Murilo.
8:32 alla fine della partita, 1-0 per il Pomezia. Ora sono 3 i falli degli ospiti, 4 invece quelli dell'84, sempre Cuzzolino sul punto di battuta. Pronto Leandro Cuzzolino, appena rientrato per la punizione, ha sistemato la propria barriera Alessio Gattarelli. Destro di Osico o sinistro di Leandro Cuzzolino? Coco! Dopo la giocata perfetta su palla inattiva dell'L84, dopo tanti tentativi, i verdeneri ce la fanno a trovare il gol del pari, secondo gol consecutivo di Coco Wellington, che fa 1-1. Schema preparato alla perfezione dall'L84, bravissimo Coco a farsi trovare libero uscendo dalla zona di competenza di cui abbiamo parlato sulla punizione precedente. Cuzzolino chiaramente ha tirato su di sé tutta l'attenzione di difesa del Pomezia. Rescia lascia scorrere, bravo Coco a non sbagliare e a rimettere tutto in parità. Osico, pallone in verticale, Braga lavora su Dudu, si gira Braga, prova ad andare dentro, alla fine vince il duello, prova il tunnel, l'ultimo tocco è di Dudu, la rimessa per l'84, vicina Parenti di un calcio d'angolo, prova a scaldarsi anche il Palamaggiore a 8 minuti dal suono della sirena. Osico chiama la giocata. Palla centrale, cercare Rescia che si era lanciato sul secondo palo, in agguato anche Murilo Schiocchi. Palla fuori, Rescia, calcia Rescia, centra Bueno, pallone che se ne va e scorre direttamente in out. 1-1 per gli ultimi 8 minuti di gioco, la pareggiata Coco Wellington dopo un avvio un po' complicato di stagione, 2 gol consecutivi per il numero 18 dell'84. Pallone in verticale, per la corsa di Tuli ci arriva Bueno, in verticale a sua volta da Raubo che lavora questo pallone sulla doppia pressione, Bueno con la colla sotto la suola e poi si riparte da Dudu. Tiaghigno sfida tra numeri 10, doppia finta di Tiaghigno che prova a sgasare, pallone centrale per Raubo che lo perde, Braga, Murilo e poi Tondi. Lancio nella zona di nessuno, possesso regalato al Pomezia. Gioca il Pomezia, Gattarelli in verticale pressiato direttamente da Tondi, che lascia lì per Siqueira appena rientrato sul parquet del Palamaggiore. Tuli in verticale da Braga, si butta dentro Tuli, lascia lì Braga per Murilo, palla centrale, Braga la trova e riparte da Siqueira. Tuli, scarico facile, palla corta, attenzione a Tiaghigno, punisce l'L84, 1 contro 0. Tiaghigno a 7 minuti dalla fine della partita rimette avanti il Pomezia 2-1. Ingenuità enorme da parte della squadra di mister Paniccia, che dopo aver sofferto tanto e trovato il gol del pari ritorna sotto con il gol di Tiaghigno, bravissimo a crederci, bravissimo a spingere l'1 contro 0. Braga attaccato forte da Dudu con un fallo per il secondo arbitro, gioca veloce l'84, palla centrale di Tuli per Murilo, letta di Tiaghigno che poi sbaglia anche Tuli, alla fine respira e ringrazia il Pomezia. Gattarelli con calma, lascia lì per Dudu, forte Murilo, si chiude in 1-2, Raubo, si riparte da Tiaghigno. Bueno, palla centrale, Raubo, solissimo, Tiaghigno che può spingere la transizione ma decide di aspettare e far passare secondi preziosi. Bueno,
Tiaghigno, palla centrale per Raubo, su di lui Braga, si riparte da Dudu. Raubo, attaccato da Braga, che è l'ultimo a toccare, rimessa Pomezia. Dudu, Tiaghigno, ancora Dudu. Bella palla in verticale per la possibile corsa da parte di Tiaghigno, che però non ha il motorino. Suona la sirena, time out chiesto da mister Paniccia. Stop sul parquet, stop anche per noi. Suona la sirena che richiama in campo le due squadre, 6 minuti e 02 alla fine della partita da vivere insieme, partita apertissima in questo secondo tempo. Pomezia avanti per 2-1 dopo il pareggio dell'84, ci ha pensato Tiaghigno a mettere tutto nella dimensione precedente. Occhio a Tuli, lascia lì per Cuzzolino, ancora Tuli, lascia lì pallone, Siqueira, calcia, Siqueira trova solamente la gamba di Lopez e poi raccoglie il pallone. Tuli in verticale, bel suggerimento per Murilo, che lotta con Lopez, che lavora molto bene, gliela porta via. Cutrignelli spinge la transizione, poi va in diagonale per Lopez, si riparte da Daniele Gattarelli. Tuli anticipo, Murilo legge e controlla, poi pallone lasciato lì per Gattarelli, Lopez solo con Tondi, Lopez, bella giocata, Lopez! Super gol di Ruggero Lopez, che fa tutto benissimo, salta Tondi e appoggia in porta il gol che vale il 3-1 del Pomezia. Subito in campo Leandro Cuzzolino con la maglietta da portiere di movimento per l'L84, che giocherà con Rescia, Tuli, Osico, appunto Cuzzolino e Coco. Difende il Pomezia con Dudu, Cutrignelli, Cutrupi e Bueno. Osico, si stacca Cuzzolino. Coco, lato lato, Tuli, Rescia, di prima Rescia, palo poi Coco, Gattarelli miracolo, calcia poi Cutrignelli, non trovando lo specchio della porta. Altra occasionissima per l'84, fermata prima dal Legno e poi da Gattarelli. Osico, doppia linea, Coco, si riparte da Osico, Tuli, Rescia di prima dentro, Gattarelli la trova e poi la conclusione verso la porta dell'84, pallone molto alto sopra la traversa, nessun problema per un Leandro Cuzzolino in versione portiere, che rimette in moto Osico, aspetta il Pomezia. Tuli, Osico, Cuzzolino, Tuli, altra doppia linea, Coco, calcia Coco, primo palo coperto alla grande ancora una volta da Alessio Gattarelli. Coco sembra attivissimo in questo finale, palla fuori, Cuzzolino, Osico, Tuli, Osico, Cuzzolino, Osico, palla centrale letta da Cutrupi che calcia verso la porta dell'84. Christopher Cutrupi trova la doppietta e soprattutto il gol del 4-1 a 4 minuti dal suono della sirena.
Conclusione perfetta, mancina di Christopher Cutrupi, che mette il Pomezia sul +3. Ora montagna veramente alta da scalare per l'84. Calcia Tuli forte, respinto. Osico. Tuli, palla in angolo, Rescia. Scava il pallone sull'uscita di Gattarelli, non trovando però lo specchio della porta. Cambio Cuzzolino Tondi. Chiaramente nell'84 tiene la prima linea molto alta, si sgancia Cutrupi, Gattarelli va in verticale, Tuli anticipo, Coco 1-2 con Tuli, c'è spazio per l'84, cambiato, Rescia calcia ancora molto bene Gattarelli a dire di no a Maxi Rescia. L'84 però sfrutta il momento per rimettere in campo Leandro Cuzzolino. Osico, cambio di impostazione del portiere di movimento, Tuli a fare blocco. Rescia, Cuzzolino, Osico, Coco, tacco per Tuli, chiuso in angolo, Tuli va giù, non c'è fallo, la rimessa del Pomezia. Pallone corto, conclusione sbagliata, Rescia calcia di prima intenzione trovando solamente le mani di Gattarelli, un po' di fretta questa volta per Maxi Rescia, Cutrignelli con l'esterno, pallone raccolto da Osico. Risale il campo l'84. 3 minuti alla fine. Osico. Tuli, Osico, chiuso Cuzzolino, si passa ancora da Tuli sul lato forte, Cuzzolino, Osico Tuli, Rescia in angolo, si riparte da Tuli. Sempre il numero 6, Rescia, calcia Rescia addosso a Gattarelli, poi Dudu verso la porta dell'84, pallone in out, distante dai pali verdeneri, il tentativo da parte di Dudu. Cuzzolino, lascia lì a Osico, Cuzzolino, palla per Tuli, non si capiscono i due. Fotografia della partita, un po' dell'84, un po' sfortunata e imprecisa tante volte quando c'era da costruire, da finalizzare. 2:23 alla fine. Pallone in verticale, imprendibile per Cutrignelli. Ora Cuzzolino rimane stabilmente in porta per l'84, che deve provare a lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Cuzzolino, Tuli, calcia, deviazione e poi è molto bravo Gattarelli a metterci le mani. Si gioca. Cuzzolino, Osico con un po' di spazio, palla in angolo, Coco controlla, palla centrale, Cutrupi la trova solo per un attimo, prova a girarsi Cutrupi, alla fine allontana la minaccia il più lontano possibile. Cuzzolino sul punto di battuta. Osico, palla in angolo, Coco, Cuzzolino, Tuli, Cuzzolino, lascia lì il pallone per Coco, dentro ancora un ottimo Gattarelli, poi Cutrignelli calcia verso la porta dell'84, ghiaccio per partita. Nicola Cutrignelli mette la parola fine sulla sfida di questa sera ad 1:43 dal suono della sirena. 5-1 Cutrignelli. Non esce più il portiere di movimento per l'84, rimane stabilmente Cuzzolino a gestire questi possessi. Difficile recuperare 4 gol in 90 secondi, ma è tutto possibile. Tuli, Osico. Ancora Tuli, Osico. Cuzzolino. Scambia con Osico. Appoggio sbagliato. Resta in porta Cuzzolino. Cutrignelli lascia lì con Dudu. Gattarelli verso la porta dell'84, Cuzzolino con lo sguardo fisso sul pallone, lo lascia uscire. Fuori Tuli, dentro Braga. Osico, Cuzzolino, Coco di prima, super difesa di Dudu. Coco fuori, Cuzzolino. Osico, Cuzzolino di prima, Coco lascia lì, legge bene Dudu che spinge la transizione, salta Osico, sempre Dudu fino in fondo, non passa su Coco, alla fine rinviene il numero 18 dell'84 che può ripartire.
Cuzzolino prova ad andare in verticale cercando Coco, non c'è deviazione, pallone in out, respira il Pomezia. Gattarelli in verticale, Cutrupi prova con il tacco addirittura, non trovando la deviazione, resta in porta Cuzzolino che mette in moto Osico. Ultimi 30 secondi di gioco. Coco rischia su Cutrignelli, c'è il fischio ed il fallo di Nicola Cutrignelli, quinto fallo per il Pomezia. Gioca nell'84. Palla fuori, Osico. Braga, Osico, Cutrupi la trova, poi in palleggio sempre Cutrupi, taglia fuori preciso di Osico. Cuzzolino, Osico in angolo, Braga va dentro per cercare Rescio, ci arriva Gattarelli che calcia direttamente sul soffitto del Palamaggiore di Leni. Rimessa per l'84 a 12 secondi dal suono della sirena. Pomezia che con questa vittoria si porta proprio a -1 dai verdeneri, accorciando ancora di più nelle zone calde della classifica. Cuzzolino, Osico, Braga calcia ma suona la sirena, luci spente al Palamaggiore di Leni. Il Pomezia compie l'impresa di giornata battendo per 5-1 l'L84, prestazione super della squadra di mister Angelini che si prende 3 punti pesantissimi al Palamaggiore di Leni, da cui è tutto. Un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.